In questi giorni il piano di sviluppo rurale ovviamente è attenzionato dai tanti produttori della nostra provincia. Ne abbiamo parlato con l'assessore alle politiche agricole di Regione del Veneto, Federico Caner. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura del Veneto Federico Caner, ha dato via libera a 11 nuovi bandi del programma di sviluppo rurale per il Veneto, domande di finanziamento che vedranno un aiuto complessivo rivolto al primo comparto di 152,5 milioni di euro. Nello specifico, i bandi sosterranno l'insediamento dei giovani agricoltori e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità delle aziende agricole, oltre che a favorire interventi diretti alla riduzione delle emissioni inquinanti di origine zootecnica in atmosfera. Alcuni sono dedicati anche alla promozione, non soltanto alla sostenibilità, quindi a promuovere i nostri prodotti vitivinicoli e non solo all'estero, a livello internazionale e in Europa. Non si parla soltanto di sostenibilità ambientale, ma anche di sostenibilità sociale. Quindi in sostanza mettere insieme il mondo economico degli agricoltori, dei viticoltori con i cittadini e anche di sostenibilità economica, quindi garantire ai produttori anche la remunerazione giusta tenendo conto dei fattori ambientali. Sostenibilità come parola d'ordine dunque per i progetti che hanno l'obiettivo di distinguere la regione del Veneto come esempio virtuoso. Ci sarà un'attenzione particolare da questo punto di vista nel dare anche delle priorità proprio per chi fa non solo biologico ma anche altri sistemi di lotta integrata. Ecco, io penso per esempio al sistema SQNPI, parla di lotta integrata sul territorio. Già se tutti utilizzassero questo sistema già avremo un'attenzione importante e particolare per il territorio che ci porta poi a fare anche il passaggio al biologico puro. Quindi su questo stiamo investendo noi a livello regionale ma anche il Ministero a livello nazionale.